Per me è stato assolutamente un onore vedere questo ragazzo sedicenne varcare la porta della Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto, vedere anche i tecnici, insomma gli esperti poi di fatto della società pugilistica Rodigina che hanno accompagnato questo ragazzo di grande talento perché sicuramente ha un talento innato, ma ha anche tanta disciplina, tanta passione e tanto amore per uno sport che secondo me merita di essere apprezzato ancora di più. Sappiamo che in Italia è difficile, ma speriamo che con l'evento di oggi e con la giusta divulgazione si possa dare spazio ad una disciplina che dà grandi frutti e che crea evidentemente anche grandi campioni. Sicuramente una cosa molto importante di questo sport è la disciplina e la costanza che bisogna avere per raggiungere gli alti livelli, perché senza la costanza non si riesce ad arrivare dove che si può arrivare. Tu hai iniziato come rugbista, Sì. poi il motivo di questo passaggio a uno sport completamente diverso, uno sport di squadra a uno sport come il pugilato altamente individuale. È stato per caso, perché volevo provare, però ne è valsa la pena perché dopo con lo sport di squadra magari poi molte colpe possono andare su di te e magari quando vinci vanno o su di te oppure solamente su un'altra persona la vittoria, perché non è come il pugilato, perché quando vinci o perdi nel pugilato ci sei soltanto te. Quanto è importante il vostro ruolo nella crescita umana e professionale, diciamo, come atleti dei ragazzi che voi curate fin dalla tenera età? Diciamo che noi non ci sostituiamo mai ai genitori, però siamo insieme con loro una guida e quindi il nostro ruolo è non solo quello di insegnare il pugilato, di insegnare questa disciplina meravigliosa, ma soprattutto di fare con loro un percorso di crescita dal punto di vista educativo. In Alessio, cosa avete intravisto all'inizio? La volontà, l'impegno e il sacrificio che metteva ad ogni allenamento. Ha sempre sudato senza fermarsi, senza lamentarsi di essere stanco. Ha sempre fatto tutto quello che gli si veniva chiesto senza problemi.